Allora, se ci sono altri messaggi li mettiamo in onda dalla regia, che così possiamo leggerli per tempo. Appunto noi intanto, infatti sono arrivati. Allora, per le donne ho letto che resta la garanzia donna di uscita anticipata. Potreste rassicurarmi? Maria Teresa da Verona. Allora, su questo no, finora non c'è la garanzia, perché l'opzione donna che loro hanno scritto sul contratto di governo, no? Quel contratto scritto, parlavano di promulgare l'opzione donna, che però, noi lo ricordiamo, è anche questo un modo. Noi non eravamo mica molto d'accordo sull'opzione donna, non era certo una forma che consigliavamo alle donne, perché era una scelta, perché comunque era molto penalizzante, perché appunto tutto veniva trasformato in contributivo. Quindi 35, era 35 anni e 57 anni di età, no? Questa era l'opzione donna. Chi è che poteva scegliere di uscire in chi ha un'alta pensione? Ecco, chi non ha problemi di reddito, chi proprio ha una situazione familiare, sì, non lo so. E quindi era stata anche questa una scelta per pochi. Loro parlano l'avevano messo nel contratto di riprenderla, di proseguirla, ma di questo non si è più sentito assolutamente parlare. Per cui non do per niente, certo. Sì, sì. No, forse anch'io guardavo i giornali, forse il signora fa riferimento ad alcune cose scritte sui giornali, come sempre quello che scrivono i giornali, capire se è vero o non è vero, come viene mutuato, dove si parlava che vengono tenute inalterate le precedenti possibilità di uscita. Le precedenti, poi c'è sulla pensione anticipata rispetto alla legge Fornero, è quella che puoi andare con i 41 anni e 10 mesi da gennaio, no, per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini. Questa è un po', allora c'è questo problema dell'aspettativa di vita, che da gennaio dovrebbe scattare ed andare a 42 e 3 mesi e cos'è, 43 e 3 mesi. Per cui bisogna un attimo, anche questo certo. Non sappiamo. E poi se parlavamo dopo ridò la parola per le altre forme di previdenza e assistenza, me lo sono appuntato. Le categorie, 35 categorie, no, di lavori gravosi, usuranti. 15. Sì, 35, ma esatto. 15 di cui l'accordo con il precedente governo. Esatto, queste qui sono state stigmatizzate in qualche modo, c'è stata una legge che le ha... Queste sono state individuate, c'è un provvedimento di legge, che il governo ha fatto. All'epoca noi non abbiamo sottoscritto quell'accordo, faccio presente questo, per cui non c'è un accordo governo-sindacati, c'è che noi abbiamo detto: sei convinto della bontà di quell'operazione, falla, ed è in vigore. Perfetto. È in vigore quella lì. Il punto è che scade il 31 dicembre del 18. Attenzione, scade, quindi bisogna riprendere in mano questo discorso. Leggo il messaggio, ma attenzione, scade, quindi questa è una cosa che è importante ricordare. Se passa la quota 100 sarei la persona più felice, perché una cosa è essere costretti a lavorare tutti i giorni con tutti i climi e una cosa è fare qualche collaborazione quando gli acciacchi te lo consentono. Leo da Rovigo. Ma guarda, io sono perfettamente d'accordo. Difatti la gente, quando gli si è prospettata quota 100, 60 e 40, ci hanno creduto, no? Bisogna fare, come si suol dire in gergo, una manda conti. Quanto costa questa operazione? Tant'è vero che allora hanno incominciato... Al singolo, stiamo parlando al singolo o allo Stato? No, al singolo, al sindaco. È chiaro che costa. Al singolo costa. Bisogna spiegare al singolo che l'importo della pensione è di circa 200 euro al mese più basso della paga di quello base. Di oggi. Dopodiché uno ti può anche dire: senti una cosa, io anziché 1.200 e devo alzarmi tutte le mattine per andare a lavorare, mi accontento di 1.000. Ma è una sua scelta individuale, signora. Il problema vero è che noi dobbiamo fare la riforma della previdenza. La riforma della previdenza deve tenere conto che in Italia oggi ci sono 23 milioni e mezzo di lavoratori, è vero, che dovrebbero accedere in un certo periodo della loro vita alla pensione. Per cui le previsioni, eccetera, non possono essere, come dire, sensitive sul piano individuale, perché uno, è vero, se gli è di andare, ci va.
Quello che le ho detto prima, 62-38 con l'assegno più basso, molta gente, secondo me, non uscirà dal processo produttivo, per cui anche quell'operazione, è vero, fantomatica, che via gli anziani, dentro i giovani, creiamo occasioni di lavoro per i nostri giovani, non sarà così. Perché allora confrontiamoci su queste previsioni, le ripeto, non sono certezze perché accordi non ce ne sono, leggi non ce ne sono, anzi l'unica certezza è che non scatta. E la mia ultima novità è che da ieri l'altro si comincia a dire sì, però il provvedimento potrebbe andare in vigore ad aprile del 19. E dai, perché non si stringono le maglie, è vero, della partita? Proprio per questa ragione qua, perché ci si, come dire, accorge ogni momento che sfuggono di qua, sfuggono di là. Adesso lei mi permetta, Boeri è il presidente dell'INPS, prima di uscire e di dire costa troppo 100 miliardi, avrà fatto una mano di conti, avrà fatto una mano di conti, dopodiché lui fa il conto di quelli che sono i contributi in meno che deriverebbero, e i contributi, è vero. Ora, a questo punto non cominciamo a dire, beh, allora si ritiri, si candidi, io ho vinto le elezioni, io dico avanti così. Avanti dove vai? Perché poi dopo tutti quanti ti danno torto, tutti, come diceva lei prima, dall'Europa alle banche, ai fondi qua e là e alle agenzie di rating ti danno torto. Fermati un attimino, rifletti, perché governare non vuol dire comandare. Però è vero. E io sono qui ad annunciare allora che per quanto ci riguarda, CGIL e CISL UIL a livello nazionale la scorsa settimana hanno fatto una riunione degli organismi dirigenti, hanno deciso di uscire pubblicamente e unitariamente, per fortuna, tant'è vero che noi siamo qui che aspettiamo di ricevere il testo, è vero, di un documento dove sulle questioni del fisco, sulle questioni della previdenza, delle pensioni, sulle questioni vere, diciamoci qual è la questione vera, perché qui stiamo ragionando di come ci spartiamo dei soldi che gli altri ci hanno prestato e non ragioniamo invece come in questo Paese è possibile determinare occasioni di sviluppo e di lavoro, perché questo è il punto centrale. Se tu non mi dici come in Italia è possibile lavorare, produrre ricchezza, tale per cui ci può essere una spartizione, se tu non mi dici questo non vai da nessuna parte, non so se mi sbaglio. Mi scusi, sa, quindi, siamo qui che facciamo finta di niente. Sì. Ma quindi provvedimenti per le aziende, di nuovo? Ovvio, certo. Ovvio, scusa, provvedimenti per le aziende, investimenti a favore delle aziende che decidono di investire e di fare intelligentemente il loro mestiere. Lei, lo dico io che sono della CGIL, che sono dello SPI, io sono meravigliato quando Confindustria non ha uno straccio di proposta da chiedere al governo su come è possibile lavorare, su come è possibile produrre in questo Paese. E se non c'è la Confindustria? E stiamo, come dire, arrotolandoci fra di noi per vedere le regole sul mercato del lavoro. E non partiamo invece dal presupposto che il mercato del lavoro in Italia si restringe sempre di più. E i nostri giovani, tu pensati, io dico, ma scusa, noi siamo becchi e bastonati, siamo quelli che spingono per l'istruzione dei nostri ragazzi, perché vadano a scuola fino all'università e anche più avanti. Una volta che abbiamo costruito questa ricchezza, è vero, vediamo che i nostri giovani sono costretti di andare all'estero, in Germania, eccetera, che adesso ce li rimandano indietro. Perché lei ha visto, no? Infatti sì, adesso stiamo vedendo anche questo. Un attimo che leggo il messaggio, poi credo che abbiamo anche la pubblicità. Ciò che dice l'Europa non mi importa, quando invece di usare sistemi come la Troika, che nulla servono per sollevarsi dalla crisi ed aiuteranno l'Italia concretamente, allora ne parliamo. In una crisi lo Stato investe a costo di indebitarsi per un certo periodo. Se le aziende muoiono, le tasse chi le paga, le pensioni chi le paga? E quindi, sì, ed è esattamente quello che stavamo dicendo prima.
Noi sosteniamo esattamente questo, che ci vuole una politica di sviluppo in questo nostro Paese. Come non renderci conto che siamo già al terzo mese e gli economisti ti dicono che siamo già in area rossa, no? Dove registriamo una riduzione del PIL, una riduzione della produzione e non ci preoccupiamo di questo dato, ma mi scusi. Penso che lo SPI questa volta sarà soddisfatto. Io non credo a quello che minaccia Boeri. Perché non commentate quello che dice Anna? L'abbiamo già detto. Noi l'abbiamo già detto prima, se è per quella io sono qui a dire confrontiamoci. Quello che noi respingiamo, signora, è che non si può dire beh, allora siccome noi abbiamo vinto le elezioni noi andiamo avanti, lui si candidi, lui... Guardi, la cosa è che Boeri, torto o ragione, ripeto, lui ha in mano tutti gli strumenti di conteggio e di formulazione di previsione. Il governo ha i suoi strumenti, ci sia un confronto leale, sereno, ma è fin troppo evidente che se non aumenta la base del lavoro, della ricchezza, se non aumentano gli occupati, perché è ridicolo, già in questa sede io le ho detto, l'occupazione in Italia aumenta, è vero, aumenta l'occupazione. Il problema dove sta? Che aumenta l'occupazione cattiva, non la buona occupazione. Perché un avviamento al lavoro di un mese viene conteggiato come l'avviamento al lavoro di un anno. Questo è il progetto e giovani. Di conseguenza questo è il problema vero che noi abbiamo. Noi non abbiamo buona occupazione in Italia, gli avviamenti del tempo indeterminato. Io sono d'accordo che non siamo a 20, 30, 50 anni fa. Qui il tempo indeterminato viene sempre meno. Il punto è che tu, fra lavoro, regole, previdenza, integrazione al reddito, devi avere un complesso che garantisce il mondo del lavoro rispetto a quella che è la sua prospettiva. Dopo abbiamo anche altre questioni, un altro messaggio, poi andiamo subitissimo in pubblicità che siamo un po' in ritardo. Boeri ha la possibilità di fare un giusto conteggio, vero? Il problema è che bisogna aggiungere il se vuole il giusto conteggio. Io non penso. Allora, ok, detto questo andiamo in pubblicità rapidissimi, poi torniamo insieme e leggeremo anche gli altri messaggi. Ci vuole.